Va ora in onda Potere al Popolo. Ancora il buongiorno, 5 minuti dopo le 11, siamo in perfetto ritardo, accidentaccio, il buongiorno rinnovato, certo, la voce di Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, ed è proprio di territorio che parliamo con il Qui Parlamento. Qui Parlamento. E ci scusiamo per il ritardo con il senatore della Lega Stefano Borghesi, buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere con noi e soprattutto quando ci porti delle buone notizie in questa valle di lacrime. Ci vuole assolutamente questa bella notizia parlando di territorio, perché migliorerà ulteriormente la viabilità della Val Trompia. È stata infatti accettata la proposta della Lega di prolungare un'importante bretella autostradale per portare benefici a cittadini e imprese. Ma ti lascio raccontare. Stefano Borghesi. Sì, grazie Sammy. Brevemente, durante l'approvazione del decreto infrastrutture alla Camera è stato approvato dal governo un ordine del giorno che dà il via libera all'ipotesi di prolungare la bretella autostradale che oggi è in costruzione tra l'autostrada A4 e la Valle Trompia, sia a nord sia a sud. A nord con un nuovo collegamento appunto tra la bretella e la zona industriale di Lumezzane, e a sud con sostanzialmente il raddoppio della strada provinciale 19 che oggi ha una sola corsia. Quindi queste due opere che sono, diciamo così, in fase di gestazione andrebbero a completare un'altra opera che è appunto quella che è in costruzione oggi, che è quella della bretella autostradale A4 Valle Trompia, che andrà, diciamo così, a modificare radicalmente e a migliorare di molto la viabilità di tutta la valle. Tieni presente che la bretella che oggi è in costruzione era un'opera attesa da oltre 30 anni, quindi grazie alla Lega, al governo, grazie al nostro ministro Matteo Salvini, finalmente quest'opera sta venendo alla luce. Non è stato sicuramente semplice, è un'opera complessa, ma finalmente i cantieri hanno subito un'accelerazione che ci fa propendere per una definizione e una chiusura dei lavori in circa 3 anni. Quindi quello che sembrava essere un sogno irrealizzabile si sta realizzando, e quindi penso che per tutta la viabilità valtromplina e bresciana questa sia un grande colpo da maestro che modificherà in meglio la vita delle persone e aiuterà le nostre aziende a essere molto più concorrenziali, non dovendo subire tutti i ritardi e tutti i costi di una viabilità che non è degna di questo nome, non è stata degna di questo nome fino ad oggi, ecco. Quindi unitamente a quest'opera che sta venendo alla luce c'è questa ulteriore buona notizia di queste altre due opere che stanno per essere messe in cantiere. Ecco, io sono contento di dare queste notizie, ce lo diciamo ogni giorno, cerchiamo di fare quell'informazione che non c'è sugli altri canali e sugli altri giornali. Sai perché? E lo sai meglio di me, perché sui giornaloni c'è scritto soltanto che la Lega vuole fare il ponte sullo stretto, eh? E queste opere che riguardano il territorio, soprattutto del nord in questo caso, e noi ne parliamo ogni giorno, forse vengono citate nel giornalino locale, forse. La polemica io la faccio, perdonami, perché parallelamente al ponte sullo stretto sono decine se non centinaia i cantieri aperti al nord e non soltanto al nord, per merito della Lega, di Matteo Salvini, del centrodestra, che non vengono citati perché la Lega vuole soltanto fare il ponte sullo stretto, o no, Borghesi? Assolutamente sì, sfondi una porta aperta, quello che dici tu è la verità. Tieni presente che nel Bresciano, oltre all'autostrada della Val Trompia, si sta realizzando anche il collegamento della TAV tra Brescia e Verona, e anche lì i lavori vanno spediti, quindi una Lega che da sempre vicina al territorio, che cerca di rispondere a quelle che sono le esigenze del territorio
e che purtroppo viene oscurata dai grandi mezzi di comunicazione. E oggi sì, si parla del ponte di Messina, si parla solo del ponte di Messina, sembra che la Lega abbia intenzione di fare solo il ponte di Messina, ma non è vero, non è così, non è assolutamente così. Nel Bresciano, ad esempio, questa qui è la situazione. Tieni presente che l'opera che sta venendo alla luce, che è la bretella autostradale, è voluta da tutti i sindaci di tutti i colori politici, dalla comunità montana, dalla provincia e da tutte e 14 le associazioni di categorie capitanate da Confindustria Brescia, che da sempre chiedono quest'opera. Quindi essere vicini al territorio vuol dire rispondere alle esigenze dei nostri cittadini e delle nostre imprese, e la Lega nel Bresciano lo sta facendo alla grande dal mio punto di vista. Dopodiché, se i grandi giornali queste cose ovviamente non te le dicono perché fa più comodo oscurarle e spostare l'attenzione sul ponte di Messina, magari cercando di fare arrabbiare qualcuno, la verità è un'altra. Quindi benvengano le trasmissioni come la tua, benvenga una voce di libertà, ma non solo di libertà, di verità, dico io, perché queste cose sono sotto gli occhi di tutti. Basta venire a Brescia, basta vedere i cantieri e basta vedere quello che succede. Ma minimo, la viabilità non deve essere né di destra né di sinistra, cari ascoltatori. Andassero a bussare quelli che brontolano alla sezione del PD locale chiedendo se quella strada effettivamente non serve oppure no. Serve come se serve. Stefano Borghesi, grazie di questo collegamento, grazie per fare controinformazione con noi. Buon lavoro. Grazie Sammy, grazie a tutti voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. A presto, grazie ancora. Qui Parlamento. Him looking through that door and make me turn my head. Women stand in line for his attention. Oh my God, who is that? There's something about his body language and his handsome face. There is something about those broad shoulders and the way he says my name. Oh, I'm very pleased to meet ya. Don't you think we can get deeper into this important matter? Somewhere you can untie your tie. Let's go through all the papers and we'll discuss the deal in a long negotiation. There's so many alterations. Oh, we need to take some actions. Yeah, let me bring in new regulations. Oh, ain't nobody can disturb us. There's some interconnection creating this joint venture. Would you sign over here a little lower, yeah? Baby, untie your tie, so I'll make you. Let's take some action. Oh my God, this tension is killing me. I'm begging you, untie this goddamn tie. Is he too young or is he too old? I don't care, age is just a number. Engaged, committed, and single father, divorced. To me, it doesn't matter, I just go for what I want. Uh-oh, look at him, oh, he's so fine, so sexy and so shy, I wanna kiss him right now. Why the hell are you wearing that shirt? You look much better without it, I know. Oh, I'm very pleased to meet you. Don't you think we can get deeper into these important matters where you can untie your tie? Let's go through all the papers and we'll discuss the deal in a long negotiation. There's so many alterations. Oh, we need to take some actions. Yeah, let me bring in new regulations. Oh, ain't nobody can disturb us.
lower, yeah. Baby, can't die your time, so I'll make you. Until I'm tired, I'm tired, I'm tired. 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 Guarda che può capitare, in giacca e cravatta tutto il giorno sul luogo di lavoro, tra una riunione e l'altra, cosa può accadere? Untie your tie, slacciati la cravatta. Abbiamo con noi Valerio, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Oh, questo è un pezzone, ma soprattutto, ragazzi, prima ho detto un'eresia, però la ripeto perché giustamente mi prendo la responsabilità. Il tuo gruppo, che adesso ci dirai bene come si pronuncia, perché io parlo soltanto milanese e un po' di bergamasco. Io sono romano, quindi ti capisco. Nobelsin, proviamo. Nobelsin. Novelsin, sì. Che culo, veramente. Allora, questo gruppo, io non lo so, quando ho sentito la voce di Alina, ho visto voi tutti vestiti bene in giacche e cravatte. Cioè, ragazzi, questi non sono straccioni, non sono barboni, pezzenti, questa roba che si presenta bene e suonano meglio. Io per un attimo ho pensato ai Måneskin, ma solo per un attimo, guarda, lo dico e lo faccio finta di non averlo detto. Ho detto, oh, i Måneskin adesso ormai non sono più insieme, adesso questo se ne va da solo a cantare, a ottobre viene a Milano, Certo, e arrivano in certo. Nobelsin. Ma le similitudini poi sono magari sì musicali, perché giustamente rientriamo anche noi nel rock, però mi sento di dire che abbiamo una nostra impronta sicuramente, quindi ci distinguiamo sicuramente dalla firma e stiamo anche maturando in quel senso, quindi sono sicuro che questa cosa sarà ancora più evidente in futuro. Allora ragazzi, avete capito, dovete scrivere Noblesin, perché loro cantano in inglese, poi non so se fate anche qualcosa di italiano, questa antai, ortai, untie, urtie, difficilissimo per noi che parliamo dialetto ragazzi, però dovete fare questo sforzo perché meritano. C'è un tocco di onestà, di coraggio, ma anche di nobiltà in ogni suono e parola di questo gruppo nato a Roma nel 2020 con Alina alla voce, Nicolai e Antonio chitarra elettrica, dimmi se sbaglio, Valerio al basso e Andrea alla batteria. Tutto giusto? Sì, confermo. Senti, cosa sta succedendo? Perché qui non c'è soltanto questa canzone, ma c'è un album, ci sono progetti, si comincia a girare, i giornali cominciano a parlare di voi, cominciando da quelli locali e poi pian piano. Io sai che, insomma, io faccio musica indipendente, se siete famosi io non vi intervisto, ma qui state ingranando bene. Che cosa si muove? Quali progetti avete? Avete sentito progetti personali? Måneskin l'ha detto Sammy Varin, ma loro pensano a qualcosa di molto più originale. Cosa bolle in pentola? Qual è il vostro pubblico? Siamo appena usciti con questo album che diciamo è nato da un anno di creazioni, di alchimie fra di noi, perché ci siamo insomma uniti come gruppo in realtà abbastanza recentemente, considerando anche che c'è stata l'epidemia di mezzo nel 2020, quindi fondamentalmente noi suoniamo da poco più di 2 anni e in questi 3 anni scarsi siamo riusciti a creare questo album che potete trovare adesso in streaming, Off We Go. e attualmente però abbiamo già diciamo in banca e dei nuovi pezzi, quindi stiamo già creando delle cose per il futuro album che spero che magari potrà uscire il prossimo anno magari
comunque abbiamo già cose che bollono in pentola. Capito, signori? Guarda che stiamo dando un'anteprima, poi magari tra un po' di mesi o tra qualche annetto, chissà dove li vedete questi qua. Noblesin, Noblesin, da cercare semplicemente su YouTube, se non volete fare fatica, li trovate anche lì. E certamente un tipo di musica che non fa dormire, ma è giusto, non bisogna dormire, e soprattutto magari si può pensare anche di passare qualche serata un po' diversa. Avete già selezionato qualche locale dove pensate di girare prossimamente o dove avete già girato? Sì, nell'ultimo anno, prettamente qui a Roma, diciamo personalmente sono riuscito tramite i miei contatti, perché giro molto a livello di locali musicali, eccetera, siamo riusciti a fare parecchie date, direi da ottobre fino allo scorso mese, prevalentemente qui a Roma, però siamo riusciti anche a suonare grazie all'affiancamento di Sanremo Rock in alcuni locali al di fuori. Siamo andati lo scorso anno a Firenze all'Hard Rock, che è stato molto bello. Siamo riusciti ad andare anche da amici, insomma, che ci hanno aiutato ad organizzare un evento lì in Sicilia, vicino Noto. Poi siamo andati anche ovviamente a Sanremo per la finale di questo contest. È stato anche molto bello lì, anche diciamo l'emozione di suonare sul palco dell'Ariston non è da meno. Comunque abbiamo fatto sicuramente molte esperienze nell'ultimo anno e abbiamo fatto parecchio le ossa suonando live tutti insieme e creando una buona alchimia. Ci sta. Allora si fa squadra con altri gruppi, altra bella musica, si divide il palco, ma soprattutto si porta un nuovo tipo di musica che non fa dormire, come vi dicevo. Se volete portare fuori la vostra ragazza, la vostra fidanzata e non volete farla addormentare, si divertiranno tantissimo, ne sono certo. Hai visto? Abbiamo già avuto la prova. Hai visto, signori? Quindi da tenere d'occhio Noblesin, anche semplicemente su Instagram, scrivendo. Cosa si scrive per cercarvi? Noblesin, come hai intelligentemente specificato, perché tante volte magari con questi nomi inglesi magari si sbaglia, ma anch'io a volte mi sbaglio con certe band straniere, quindi Noblesin _official, ci trovate lì. Attualmente stiamo caricando anche tantissimi reel, perché stiamo cercando di promuovere ovviamente il nostro album che è appena uscito, quindi ci troverete belli attivi e sicuramente è un profilo divertente da esplorare e da conoscere. Ma soprattutto, quando non ci sono i vicini, spararvi a tutto volume questa anti-ortai che fa bene alla salute. Grazie Valerio. Buon lavoro, buona musica, salutami Alina. Grazie anche a te, ciao. Grazie a Valerio. Noblesin. Vabbè, ragazzi, noi con l'inglese. Ancora il buon mattino. Sì, ho ripreso a chiacchierare, a parlare, soprattutto anche ad ascoltare, perché la nostra radio è famosa per parlare. Abbiamo detto tante cose belle toste in questi decenni di lavoro, e anche il Sammy Varin lo trovate facilmente pure lui su YouTube con tante affermazioni potenti, ma siamo famosi anche per ascoltare. Perché? Perché siamo una delle poche radio ancora esistenti che aprono le linee telefoniche a caso. Cosa significa? Che in questo momento, ad esempio, se volete dire qualcosa sulle notizie del giorno, su qualcosa che vi è successo, che avete fatto e che qualcuno ha detto, basta telefonare allo 0292 94 7222 e entrate in onda senza nessun filtro. Cosa significa? Che se chiamate adesso 0292947222, non è che il regista vi risponde dicendo salve, chi sei, dammi il tuo numero, ti richiamiamo, di cosa vuoi parlare. No, il regista ti risponde gentilmente, un attimo in linea, vai in diretta, qualunque cosa tu abbia da dire. Certo, è sempre un rischio, sì, molte volte va in onda gente che dice cose particolari,
però si chiama democrazia e noi ci chiamiamo libertà, Radio Libertà. È come essere in piazza, tu cammini, a un certo punto c'è uno che ti mette il microfono in mano e dice: dai, di quello che pensi su qualunque argomento. È un rischio e infatti molte radio non lo fanno. Molte radio ti chiedono prima di cosa vuoi parlare, dammi il tuo numero di telefono che forse ti richiamiamo. Pivelli della comunicazione sono. Dai, sentiamo che c'è in linea. Pronto? Chi vuole che ci sia in linea? Buongiorno signor Semmi. Buongiorno. Non volevo chiamarla, sì. Ti ho tentato, sono un serpente tentatore io. Senta una cosa, però bisogna dirle queste cose. Allora, un articolo che viene da un asilo di Rovigo, in provincia di Rovigo. Ci sarebbe da scrivere intere pagine, signor Semmi, di giornale, e invece c'è scritta una mezza misera paginetta. Anche perché è un vero scandalo, ma siccome si tratta in Veneto e nessuno ne parla, anche perché il Veneto non mi sembra nemmeno italiano, a questo punto il fatto è, signor Semmi, che in un asilo di Polesella, sempre in provincia di Rovigo, sono stati maltrattati dei bambini con insulti e privazioni e sono state sospese 3 educatrici. Io questa notizia davvero sono diventata viola e nera. Non voglio dire altro, questi insegnanti, e chiamiamolo insegnanti di animali, forse peggio naturalmente se questo fatto fosse successo nel meridione. Tutto questo non sarebbe successo e non ne avrebbe parlato nemmeno nessuna televisione. Non voglio aggiungere altro, signor Semmi, però queste cose dispiacciono molto, specie a me che sono una mamma. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Grazie per la segnalazione che ci fa arrabbiare certamente, ma ci fa anche pensare su quante volte, molte volte, troppe volte non siamo attenti, siamo di fretta, non abbiamo voglia. Sì, al sud sono un pelino più tosti di noi qui del nord con la T finale, fanno più attenzione a certe cose, o forse è un popolo che ha le palle un po' di più rispetto a noi. Attenzione, non sono certamente qui a difendere dal poi in giù, ci mancherebbe, non è nella mia natura di ex secessionista, però troppe volte noi siamo disattenti, siamo un po' leggerini da questa parte perché siamo molto impegnati, dobbiamo lavorare, signori. Way. Grazie per i complimenti, certo, non per me, per i Nabolsine che abbiamo appena ascoltato. E lo sapete, se siete artisti indipendenti, se cantate, se ballate, se scrivete, siete autori, se siete registi, questa è la radio che fa per voi, perché qui vi diamo spazio, qui vi intervistiamo, vi facciamo cantare, ballare, pubblicizziamo ciò che avete da dire, perché forse lo avete ancora il coraggio di parlare liberamente. Sì, su queste frequenze si può fare. Scrivete una mail a sammy.varin@radiolibertà.net o cercate Sammy Varin sui social. Quando non mi blocco esisto, o anche semplicemente cercando Radio Libertà, che tra pochissimo ritorna con gli appuntamenti da non scordare. Sì, perché sul territorio in queste settimane ci sono tantissime feste, sagre della Lega e non soltanto. Partiremo con gli eventi targati Lega e andremo avanti poi domani e mercoledì a mezzogiorno. C'è la trasmissione veloce ma stracolma di cose buone. È tutto magna, un appuntamentino che dura 10-15 minuti al massimo, ma dove spesso e volentieri vi diciamo dove si può andare a mangiare cose buone, cosa si può mangiare di buono. A volte diamo anche delle ricette, ma se volete me ne potete dare voi. Ma soprattutto, signori, con l'estate una gran voglia di passare qualche ora fuori dalle scatole, andando magari in quella località semisconosciuta dove c'è una sagra conosciutissima e apprezzatissima dai locali, ma assolutamente sconosciuta a livello nazionale. E Sammy Varin ve ne parla, perché noi facciamo controinformazione. Se sei famoso qui non ci passi, noi siamo identitari. Fermatevi lì, non vi muovete.
Tra pochissimo, dopo il grande Acerbis, ascoltiamo Andrea Pacini da Firenze con la sua nuova canzone Io sono io, e poi ritorniamo con gli appuntamenti da non scordare. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno. Io questa mattina devo parlarvi anche del nostro GastroFree. GastroFree che cos'è? Un prodotto straordinario, è un integratore alimentare, in azienda ne risponde la Miriam, è un prodotto alla bava di lumaca, è un prodotto che serve e va molto bene, non è un medicinale, non ha controindicazioni, però per tutti coloro che soffrono di reflusso gastroesofageo, gonfiore, bruciore di stomaco, cattiva digestione, pancia gonfia. È alla bava di lumaca, non è che però tu ciucci le lumache, è una formulazione dove è presente la mucopolisaccaride. Allora, è un prodotto che ci sta dando tante soddisfazioni, specialmente chi ha bruciore di stomaco, ripeto, il reflusso gastroesofageo, ma ho mangiato una foglia di insalata e mi sembra di aver mangiato un rinoceronte. Tu prima di un pasto o dopo un pasto prendi un cucchiaino di GastroFree, è straordinario. L'offerta è importante, 3 flaconi a casa tua, 59 euro. Il trasporto non lo pagate. Stamattina per le amiche, per gli amici c'è anche un omaggio che non vi dico cos'è, perché quando faccio un regalo mica lo dico prima, cioè che regalo è? Ti regalo cosa? No, non è la lista notte, vi faccio un bellissimo regalo, 59 euro, ma provatelo. Provate GastroFree, un integratore alla bava di lumaca di cui noi siamo distributori unici per tutta l'Italia. Per ordinarlo 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com sezione integratori e secondo me potreste trovare, come migliaia di famiglie in questi anni, un grosso beneficio. Provatelo, chiedete informazioni qui in questa camicia, domandare lecito e rispondere è solo cortesia. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sotto il peso dei miei giorni sprofondano i sogni, nell'abisso challenger ci sono anch'io. Le paure sono draghi dietro me, nella routine del vivere non c'è scampo, solo inganni. La notte parla di segreti che solo io posso sentire, tra dubbi che vacillano o no, e speranze nel destino. Abbraccio ciò che sono, un guerriero solitario, ma soli è un lungo viaggio, la gente dice matto, mentre tutto tace, posto al mondo la mia faccia, nelle ore silenziose parla pure il coraggio, è solo un altro viaggio e la mia vera faccia. Il tempo è un alleato che mira dritto al centro, io ostacoli una strada e poi sarà discesa. La paura è una prigione dentro me, il cuore grida è inutile, non c'è scampo, solo inganni. La notte parla di segreti che solo io posso sentire, tra dubbi che vacillano o no, e speranze nel destino. Abbraccio ciò che sono, un guerriero solitario, ma soli è un lungo viaggio, la gente dice matto, mentre tutto tace, posto al mondo la mia faccia, nelle ore silenziose parla pure il coraggio, è solo un altro viaggio e la mia vera faccia, nel silenzio della notte trovo il mio perché, la mia anima c'è, nella notte sono io sono io,
io sono io. Cioè, siamo rimasti, dici, ma come? È già finita? Ma non me la puoi rimettere da capo? Signori, io sono io e voi siete... No, è bella, è bella tosta questa canzone di Andrea Pacini da Firenze, un inno personale alla ricerca dell'identità, che vi dicevo prima, una delle voci emergenti più promettenti del panorama musicale italiano, in questo primissimo album che mescola emozioni personali, spunti sociali, riflessioni esistenziali. Io sono io, Andrea Pacini, che salutiamo perché lo stiamo seguendo da un po' di mesi, ragazzi, un pezzo piuttosto dell'altro, tutto da scoprire semplicemente su YouTube, scrivendo Io sono io, Andrea Pacini. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E io sono Sammy Varin, ancora un saluto da chi si è sintonizzato così per caso sulla Radio DAB. E certo, ognuno di noi quando compra una radiolina in un negozio di elettrodomestici può ascoltare nuove radio schiacciando il bottoncino DAB. Questo succede anche sull'autoradio, signori. Scoprite, se avete un'auto recente, la banda DAB con decine e decine di nuove emittenti molte volte settoriali, cioè trasmettono un certo tipo di roba, un certo tipo di musica, chi il jazz, chi la disco music, gli anni 70, 80, 90, chi parla, e noi siamo una di quelle radio che parla, schiacciate DAB sull'autoradio, in tutta Italia il segnale di Radio Libertà vi compare automaticamente, siamo in ordine alfabetico, Radio Libertà. Buongiorno naturalmente anche a chi ci segue semplicemente su YouTube o su Facebook, cercando Radio Libertà, siamo multipiattaforma, arriviamo ovunque. Sul sito radiolibertà.net scoprite che il nostro sito, oltre a essere audio e pure video, ma è anche un sito di informazione, di controinformazione con bellissimi articoli che la raccontano diversa rispetto a una certa realtà del pensiero unico. Certo, la figata che potete fare è scaricare l'applicazione di Radio Libertà, vedi anche il regista Simone che ringraziamo se l'è scaricata, perché? Perché ci potete ascoltare in qualunque momento, anche in metropolitana, schiacciate l'icona con scritto Radio Libertà e vi parte l'audio o se volete anche il video di Radio Libertà, molto utile appunto in questo periodo di vacanza, semplicemente per sentire vediamo cosa c'è di nuovo su Radio Libertà. In qualunque posto al mondo sei, utilizzando internet ci puoi ascoltare. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega? Minimo, sul territorio ce ne sono tantissimi, certo, anche qui se sbirciate sul sito legaonline.it potete sbirciare quelli televisivi, ma le feste targate Lega e gli esponenti della Lega sul territorio, il consiglio del Semivarino è quello di cercarli direttamente sui social, ma qui ne approfittiamo per ricordarvi alcuni appuntamenti, tutti non riesco, ma alcuni lo faccio volentieri. Ad esempio, guarda che l'Europa e le Marche, Regione Marche, che vogliamo? Sapete che si va al voto anche nella Regione Marche. È chiaro che vincerà il centrodestra, non c'è battaglia, ma se ne volete sapere di più, arriva Roberto Vannacci. Quando? Domani, mercoledì 16 luglio. CQ. Se avete parenti o amici in vacanza nelle Marche, fategli un whatsappino, perché domani, mercoledì 16 luglio alle 7 di sera, arriva il generale Vannacci. Ta-ta! Vice segretario e parlamentare europeo della Lega, autore del bestseller Il mondo al contrario. Domani, mercoledì, ore 19 a San Benedetto del Tronto, Viale Oleandri 1, con lui l'onorevole Giorgia Latini, perdonatemi, Andrea Maria Antonini, Daniel Matricardi. L'ingresso è libero e c'è pure la possibilità di cenare con Vannacci.
Io non dico niente di più, ma so che in molti sono in vacanza nella zona di San Benedetto del Tronto, parenti, amici o voi stessi. È il massimo. Dopo una giornata in spiaggia andiamo ad ascoltare Vannacci, ma anche la grandissima Giorgia Latini della Lega, signori. Ore 19, domani mercoledì, San Benedetto del Tronto, l'Europa e le Marche che vogliamo, con Roberto Vannacci. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega. Sul territorio ce ne sono tantissimi, io ve ne leggo soltanto una piccolissima parte e mi dispiace, ma dovrei stare tutto il giorno in onda e ho anche altro da fare di là in redazione. Segnate giù chi ci segue da Lucca, Toscana, mercoledì 23 luglio, quindi il prossimo, Sala del Trono, Palazzo Ducale, Piazza Napoleone. A partire dalle ore 18, stop alle maxi ASL regionali, la sanità ai territori e alle comunità. Fallimento, referendum, riforma del sistema sanitario toscano, proprio nei giorni in cui Gianni sta decidendo di autocandidarsi di nuovo presidente della regione, ma non sembra la Schlein che abbia fatto i salti di gioia. Arrivano Luca Baroncini, Massimiliano Baldini, Giovanni Galli, Massimo Fagnani, Anna Maria Frigo, Armando Pasquinelli, Salvatore Bartolomei, Daniele Soddu, Silvia Chiassai Martini, Giuseppe Ricci, Alberto Pardini. Chiaramente alcuni di questi li conoscete alla grande, come Massimiliano Baldini, che è il consigliere regionale della Lega, Giovanni Galli è campione del mondo, ma anche lui consigliere regionale della Lega, e molti altri che rappresentano il territorio. Se siete in zona per parlare di territorio, mercoledì 23 luglio alle 18 a Lucca, Sala del Trono, Palazzo Ducale, Piazza Napoleone. Si parla di ASL, si parla di sanità ai territori e alle comunità, cose importantissime e sacre soprattutto perché quotidianamente ne abbiamo bisogno. Appuntamenti da non scordare targati Lega? Se siete della zona, avete sentito, sono passati di qua ieri dalla provincia di Cremona, da Crema, la Lega di Crema, e questa sera alle 20:30 andrà di nuovo in onda la puntata di ieri, perché c'era una bella compagnia negli studi di Radio Libertà per parlare di un festone che sta per arrivare proprio nel cremasco. Allora, prima di tutto un'ode ai tortelli cremaschi, chiaramente da sospendere le trasmissioni, perché i tortelli cremaschi sono assolutamente sacri. Ma poi, certo, se ci seguite in diretta siete in tempo per prenotarvi sul calendario all'evento targato Lega che arriva da venerdì fino a domenica. E naturalmente, ragazzi, quando si parla di Lega si parla di cose buone da mangiare, perché alle nostre feste ci sono sempre solo e soltanto prodotti territoriali, ma soprattutto di politica raccontata in anticipo. Molte volte, sì, cioè tu partecipi a una festa della Lega e sai quello che sta per accadere. Venerdì 18 luglio, questo venerdì, ore 19:30, Spino d'Adda, a due passi da Melzo, da Crema, da Cremona, da Milano, da Monza, da Bergamo, arrivate facilmente ovunque siate. Spino d'Adda, area feste, Cascina Carlotta, questo venerdì 18 luglio, ore 19:30, la festa della Lega di Spino d'Adda si apre con Matteo Salvini. Chiaro. Fate un messaggino alla moglie dicendo: guarda, arrivo un po' più tardi, anche perché non c'è solo Matteo Salvini, c'è anche Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, del gruppo Patrioti, vice segretario federale della Lega. Venerdì 18, questo venerdì, arriva Massimiliano Romeo, segretario regionale della Lega Lombarda, capogruppo al Senato. Ma ne arrivano molti altri questo venerdì. C'è Laura Ravetto, c'è Gianmarco Centinaio, Davide Caparini, grandissimo consigliere regionale della Lega e storico di Via Bellerio, Andrea Crippa, parlamentare della Lega,
tutto questo venerdì 18, ma il festone di Spino D'Adda prosegue sabato e domenica. Domenica, ad esempio, un altro consigliere regionale, Riccardo Vitari, Matteo Mauri, coordinatore della Lega Giovani in Lombardia. Questo venerdì la Silvana Comaroli, onorevole della Lega, anche lei storica di Bellerio, Simona Bordonali, amatissima dai nostri leghisti storici. Riccardo Molinari arriva sabato 19 luglio alla festa della Lega di Spino D'Adda, il segretario regionale della Lega Piemonte, capogruppo alla Camera. Ma c'è Rebecca Frassini sabato, c'è Guido Guidesi domenica 20 luglio con Giovanni Malanchini, Luca Toccalini. Insomma, ragazzi, potrei andare avanti fino a domani. Dicevo ieri al Tiziano, come hai fatto a tirare dentro tu, al segretario della Lega, chiaramente della provincia, come hai fatto a tirare dentro tutti questi politici? Ci abbiamo messo mesi e mesi, ma li abbiamo prenotati. Quindi siamo d'accordo, se siete comodi in zona Spino D'Adda, area feste Cascina Carlotta, la festa della Lega del Cremasco e non soltanto. Ma questo è soltanto uno dei tantissimi eventi che ci sono queste settimane nei territori. Se arrivate da altre parti, beh, signori, c'è la festa locale di Pontida. Il 21 di settembre, la festa nazionale, quindi si arriva da tutta Italia sul sacro pratone di Bergamo e tra poco vi dirò anche cosa trovate allo stand di Radio Libertà. Ma dal 17 al 20 luglio, quindi proprio questo weekendone, la festa della Lega di Pontida è altrettanto storica, perché dal punto di vista territoriale è frequentatissima. Dalle 19 cucina tipica bergamasca, pizzeria, i gonfiabili per bambini, quindi dal 17 al 20 luglio ogni sera potete portare il vostro figlioletto, ma domenica sera, ore 20, arriva Matteo Salvini. Lega Pontida Fest, Matteo Salvini questa domenica 20 luglio, ore 20. Con lui tanta bella gente, anche qui ragazzi, una cosa esagerata dal punto di vista territoriale, ma perché? Perché gli amici della provincia di Bergamo sono tosti e vogliono parlare quotidianamente col territorio, ascoltare il territorio, e chi meglio di lui lo può raccontare? Fabrizio Sala, segretario provinciale della Lega di Bergamo, vice segretario nazionale della Lega Lombarda, sindaco di Telgate in provincia di Bergamo. Chiaramente la Lega Pontida Fest, che si apre già giovedì 17 luglio, vi aspetta con Fabrizio Sala. Arriva anche Guido Guidesi, assessore di Regione Lombardia allo sviluppo economico. Silvia Sardone, sempre giovedì 17, signori. L'occasione veramente, riuscire a scappare di casa non è male. Massimiliano Romeo, insomma, i politici più famosi ma anche più locali della Lega, quelli che conoscono a memoria le problematiche del territorio, cercano di rispondere facendo buona politica alla festa della Lega di Pontida in provincia di Bergamo. Anche qui dal 17 al 20 luglio sono 4 giorni, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Un giorno lo dovete trovare per andarci, assolutamente è da fare. Ne ho, potrei andare avanti per tutto il pomeriggio, ma anche la festa della Lega di Colico, qui siamo al lago col freschetto, la bella aria del lago, da mettere in calendario se non andate in vacanza o se fate qualche escursione qua e là, pensate di farvi un weekendino in zona, perché no? 1 e 2 agosto, Festival Lago e Valli a Colico, Palalegnone, Viale Padania, Lega Salvini Premier, Movimento Giovani di Lecco, i politici della Lega, ma soprattutto, mamma mia, non farmi il PC pensare, le squisitezze del lago. 1-2 agosto, Festival Lago e Valli a Colico, a 2 passi da Lecco sul lago. Un'idea bellissima, portarci soprattutto la vostra fidanzata.
Martedì 15 luglio è oggi, ore 20:45. Questa sera c'è il congresso della Lega Giovani a Bergamo, esattamente a Telgate, sala civica, via Roma 48. Se siete giovani o diversamente giovani, congresso della Lega Giovani Bergamo, questa sera martedì 15 luglio, ore 20:45 a Telgate, provincia di Bergamo. Tu dici, Sammy Varin, hai finito? No, io lo so che mi sto dimenticando di qualche cosa, di qualcuno e chiedo assolutamente scusa. La Lumbar Fest, uè, Briançon, Catasei, in Bersago, Lecco. Anche qui zona bellissima. Non andate esclusivamente per la festa della Lega, ma visitate in Bersago, guardate che storia non c'è a Imbersago. Festa della Lega della Brianza Lecchese, dal 18 al 20 luglio, Imbersago, Lecco. Si comincia venerdì 18 alle 19:30 con l'apertura del ristorante e la Lega, quella locale. Alberto Spreafico, Daniele Butti, Andrea Bettega, Mauro Piazza, Nicola Molteni, che è del territorio ma è anche onorevole sottosegretario agli interni. Poi sabato Daniele Butti, Eugenio Zoffili, Fabrizio Cecchetti, Luca Toccalini, Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, questo sabato alle 19:30 in Bersago. Matteo Salvini, sabato sera, ore 19:30 in Bersago, Lecco. Domenica 20 a mezzogiorno e mezza si apre il ristorante, quindi bellissimo anche l'idea di essere lì e mangiare qualcosa in Bersago, ma alle 9:30 c'è una sfilata di cani, meticci e di razza, un evento organizzato da Deborah Piazza, capo dipartimento Regione Lombardia, tutela del benessere degli animali, Lega Salvini Premier, e ci sarà Manfredi Potenti, onorevole della Lega, senatore della Lega, che vi parlerà delle ultime leggi in materia di animali e soprattutto di cani. Sapete che c'è un'interessante proposta di legge che la Lega sta portando avanti in Lombardia, ma anche a livello nazionale, su chi detiene determinate razze di cani che possono diventare pericolosi. È un patentino che serve moltissimo in questi casi, perché ragazzi succedono troppo spesso cose brutte e insomma bisogna controllare anche chi ha questi cani, che abbiano un'educazione ai cani, ma se non ce l'hanno i possessori dell'animale. Aosta, meeting giovani patrioti, lo sapevate? 2-3 agosto, eccola qua la notizia, ad Aosta, Ostelleria du Cheval Blanche, il meeting dei giovani patrioti, quindi dei giovani della Lega, 2-3 agosto. Bellissima idea, anche qui ci si fa un weekendino, capisci che anche se non si va in vacanza chissà dove, ma seguendo gli eventi targati Lega ve lo fate il weekendino ogni settimana. Adesso l'oggetto misterioso. Certo, ve lo facciamo vedere in radiovisione, chi ci guarda sui social, sul sito radiolibertà.net o sulla app di Radio Libertà, in alto a destra c'è scritto canali e voi cliccate su televisione e il vostro telefonino ve lo mostra. Che sarà mai? Lo chiediamo a Simone in regia, che ha qualche dubbio, qualche pensiero. Simone, dici, secondo te che cos'è questo oggetto misterioso? Un orologio, grandissimo ignorante di regista, naturalmente dal latino, ignoro, ignoras, ignoravi, ignoratum, ignorare, non è un orologio, i nostri ascoltatori già lo sanno, tu non c'eri, o se c'eri dormivi, in senso spirituale, il sonno genera mostri, ma lui è sempre uno dei registi più bravi e più attenti e dobbiamo ringraziarlo ogni giorno. Che cos'è questo oggetto misterioso? Sì, ma a me viene anche fame a guardarlo. Non è un lecca-lecca. Si può leccare. Sta guardando bene Simone? No, ha tirato fuori la lingua ma non sa di niente. E allora vi dico che cos'è. Non l'ho inventato io e me ne vergogno. Non me ne vergogno proprio di mostrarvelo, di non averlo inventato. È stato il nostro Marco Grimoldi, che è responsabile gadget, oltre che essere neosegretario di una sezione della Lega dell'Interland, è responsabile gadget, il responsabile gadget della Lega. E cosa si inventa?
per portarvi a Pontida qualcosa di nuovo nella grande Pontida 2025 del 21 settembre allo stand di Radio Libertà, dove io vi aspetto. Ragazzi, sarò lì, qualunque cosa mi e ci accada, io ci sarò dalle 7 del mattino alle 4 del pomeriggio, non manco dagli anni 90. È un ventilatore. Che cazzo di ventilatore? Sì, questa è stata la frase che ho detto anch'io a Grimoldi quando me l'ha fatto vedere. Ho detto, ma va, per favore. Ragazzi, l'abbiamo mostrato in redazione, qui lo vogliono già tutti. È un ventilatore a mano, per tutti voi che andate a mano, nel senso buono, nel senso che siete giustamente ecologisti e volete farvi aria. È un ventilatorino che fai picciu, 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 e quello gira e ti fa aria, con scritto Radio Libertà. Stupendo, no, una bellissima idea, chiaramente, io ci scherzo con il Grimoldi, ma è un'idea bellissima, ne avremo pochissimi esemplari, quindi i primi che arrivano allo stand di Radio Libertà, o se non riuscite a venire a Pontida, delegate qualcuno, avrete un parente, un amico della sezione che viene, gli dite passa dallo stand di Radio Libertà, ci date un'offerta volontaria di quello che volete, dai 5 euro in su non fate gli straccioni, e vi portate a casa un gadget come questo. E questo, ragazzi, ve lo faccio vedere. Qui è ancora vergine, non c'è neanche una firma, ma adesso, se lo vedete adesso, questo bellissimo orologio con lo stemma di Radio Libertà ha su decine di firme. Tutto lo staff di Radio Libertà ha firmato questo orologio, gadget da collezione, un orologio da appendere in cucina, in sala, ma ovunque vogliate, sta benissimo. Ce ne sono di due tipi, questo è bianco, questo è lo sfondo nero, invece chiaramente per i più razzisti e fascisti. L'idea bellissima è quella di metterci tutte le firme di noi di Radio Libertà. Abbiamo controllato chiaramente che non fosse un assegno o una cambiale e abbiamo firmato. Ha firmato anche Sallusti, ha firmato Cainarca, ha firmato anche il Simone. Ha guardato bene prima, dice qua mi vogliono imbrogliare. Firma lì. Signori, adesso voglio vedere la versione firmata. Sì, ci sono anche le mutande, poi vedremo le mutande. C'è anche la versione firmata e adesso non mi... Eccola qua, guarda qua. La versione firmata qui non sono ancora tutte, chiaramente si intravede Giulio Cainarca, Sammy Varin, Vincent, le primissime firme sono apparse, adesso è stracolmo. Ne trovate solo 2 esemplari, perché non vogliamo far stancare il polso ai nostri colleghi della redazione, solo 2 esemplari dell'orologio firmato. Non sono orologini, è un orologione grosso. Chiaro, chi offre di più dai 5 euro in su se lo porta a casa. Di queste bottiglie pressofuse, artigianalmente preparate da un artigiano montanaro, ne abbiamo qualcuna in più. Anche qui orologio, stemma di Radio Libertà, una vera e propria bottiglia, è proprio di vetro, che è stata pressata, un lavoro amanuense stupendo, anche questo da appendere in taverna, ragazzi, è stupendo, da collezione, dai 5 euro in su, un'offerta volontaria che dovete assolutamente farci per portarvi a casa un ricordo della nostra radio, come un ricordo questo. L'ombrellino di Radio Libertà, ragazzi, perché magari il 21 di settembre a Pontida piove. È un po' che non piove, il fango di Pontida, quello curativo, io me lo metto qua in faccia, divento bellissimo, mi manca un pochettino, lo porto a casa anche per te, Simone, può sempre servire da mettere in qualche parte del corpo, ti fa passare ogni malanno. Se dovesse piovere, ti è ombrellino con scritto Radio Libertà. Introvabile, non lo trovate in nessuna festa se non a Pontida il 21 di settembre. Roba buona, noi ringraziamo anche voi ascoltatori per le belle idee che ci date e questa idea, sì, mi fa cenno che me ne devo andare, questa idea delle mutande è stata mia, perché io sparo cacchiate e poi il Grimoldi segna giù e le fa davvero. Le mutande
di Radio Libertà, mutandine da donna e da uomo. Questa ad esempio è da donna, chiaramente ci sarà un apposito camerino a Pontida per provarle, pochissimi esemplari, mutandine con scritto Libertà, da uomo e da donna. Ho veramente finito, mi scuso perché non ho parlato di alcuni altri eventi, signori. Mi dicono che c'è anche lo Spiedo Padano in arrivo a settembre, c'è un'anguriata della Lega tra qualche giorno, perché questi veramente ci prendono per la sete, questi della Lega, ma fate bene, e ve ne parlo domani. Io ritorno domani, è una minaccia, alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.